Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con Paolo in questa serie e a questo punto abbiamo giocato cavallo F3 e 6, giochiamo adesso una reti, no? Ok, giochiamo una reti, potrebbe trasporre nella catalana, tocca a noi. A questo punto giochiamo a Rocco, giochiamo la catalana, no? Di 4, Ok. cavallo di 2, donna C2, 4, ok, di 4, cavallo di 2. Donna C2, 4, il piano classico, no? Penso che il nero pareggi qua in molti modi, però è interessante, no? Da giocare. Sì, sempre un po' più Sempre di un pochino spazio, più no? comoda, no? Dovrebbe essere circa pari, però forse un pochino più comoda. Sì, queste posizioni secondo me sono un pochino più comode, no? Per il bianco. Ok, a questo punto torre di 1. Sì, queste posizioni le ho studiate abbastanza, sono... Il vantaggio è molto piccolo ma fastidioso. Ok, adesso qua, in questa posizione, adesso su... qua non ha giocato... Sto cercando di ricordarmi, no? Perché qua su cavallo F6 era donna E2. Qua non sta minacciando C5 perché ho D5, no? Per ora. Potrebbe giocare torre 8. Adesso qua posso giocare donna E2, no? Per iniziare a portare via la donna. O forse potrei giocare anche cavallo Cavallo E5 è E5. interessante, no? Sì, però cavallo E5 gioca cavallo F6, poi prova a spingere. Come spinge con Gioca C5? cavallo F6, poi spinge in C5. Io qua giocherei donna E2. E a questo punto su donna E2 potrebbe diventare critica torre 8. Ok, ha giocato una linea molto interessante lui. Qua bisogna stare attenti, non penso che sia granché questa linea. Bisogna stare attenti. Posso giocare cavallo E5. Se no posso giocare cavallo E5. Non dovrebbe dare molto vantaggio. Su cavallo F6, donna F3. Donna Cosa te ne F3, pare? sì. Sì, è che non voglio che spinga. Io adesso gioco D per E5. Qua dovremmo stare un pochino meglio, anche se probabilmente ha delle chance di pareggiare il gioco. A questo punto, cosa te ne pare di giocare? Probabilmente non è la migliore. Voglio giocare H4 per alfiere G5 e voglio indebolire la casella in D6. Ok. Non dovrebbe dare molto, tutto questo piano. Mi ricordo, è possibile che abbia giocato una partita simile Karpov contro Sì, Luthier con e abbia C5, no? vinto... Sì, poi possiamo giocare C5. Ok, torre per D8. Probabilmente non c'è nessun vantaggio, no? Però, dico a livello teorico, però forse è un pochino più comoda per noi la Mangiamo posizione. un D8, io credo che può Mangiamo in essere. D8, prendiamo in E7, poi volevo giocare donna D4 e forse dovremmo avere un minimo vantaggio. Sì, presa in D8, donna per D8, alfiere per E7 e donna D4, no? E C5 non ti Donna preoccupa? D6. Ah, donna per D6, alfiere C8, alfiere C6, vinciamo. Ok. Non ha C5. No, non è possibile. Penso che dovremmo stare un pochino meglio. Ok, a questo punto forse donna di 3 potrebbe creargli qualche problema, no? O B4 non ti piace? Anche B4 potrebbe B4? essere. Non lo so perché se C5... Su B4 C5, B per C5. E giochiamo B4, va bene. Ti Perché piace? sì, voglio giocare C5 noi, si deve giocare C5, noi prenderemo B per C5, donna di 3. Non dovrebbe esserci molto obiettivamente, però Sempre più comodo, è no? un pochino più comoda, no? Quasi Pedone nulla. N5, sempre un po' di spazio, no? Un Non pochino di c'ha... spazio, sì. Anche se obiettivamente non dovrebbe esserci nulla, però in queste posizioni si gioca per il piccolo vantaggio, no? Cioè sai che non dovresti andare a stare peggio, no? Se non fai degli strafalcioni, degli errori molto gravi. Adesso penso che C5 deve farla Sì, perché comunque. se no Se no la faccio fai, C5 la io è fai tu... finita. Sì, l'alfiere Ok, di per B7. C5, pre-move. Forse B per C5 è più precisa. O non lo so. Ok, a questo punto potrei giocare. Donna di 6 no. So giocare donna di 3 forse. Sì, donna di 3 è lo più facile, pare. Donna di 3. Attacco H7, prendo un tempo. Deve prendere in G2. Ok.
sto punto attacco il pedone. Sì, circa pari, però forse si può giocare. Magari giochiamo un donna e Donna 4. 4. Però sì, sono cosciente che se gioca bene non dovremmo avere nulla. Ok, donna F3 non credo, Quello è un no? po' imprecisa, sì. Donna F3 no, però sposto il re. Sì. Ora minaccio matto e minaccio donna di 6. So se metterlo in G1 o in H2 forse, devo decidere. Forse in H2 per ora, Ok. per evitare scacchi. E forse un pochino più comoda per no. Vuole fare G6, re G7, immagino. Però stiamo guadagnando un pedone. Ma allora non so No, no, non quale... stiamo ah sì, stiamo guadagnando. Ah no, non lo guadagniamo il pedone, vero? Perché Sì, la ma donna è 7, donna sì. attiva... A questo punto, ok, su donna per H7 si gioca donna per E5 e non va bene. Ora qua forse li giochiamo. Potremmo giocarli su F4, siamo molto esposti a dei perpetui. H5, H5 sì, è lo che volevo fare perché su donna per E5 è matto, così prendiamo un tempo, su G6 H6 prendiamo spazio. Deve essere sempre pari, ma abbiamo un piccolo. Su G6 H6 addirittura in un finale di pedoni, no? Potremmo entrare. Su H6 adesso Sì. stiamo mettendo tutte le manovre in stile Alfa Zero, no? Vabbè, no. Comunque, adesso donne E3 mi piace. Sì, va Sì, perché bene. gli vincolo la donna C5, voglio entrare. Beh, è sempre pari, no? Però possiamo iniziare a sognare. Che adesso il pedone in H7 No, anche alcuni finali di pedoni possono iniziare ad essere vinti, no? Sì, Perché sì. magari poi entriamo con il re sulle case scure. A questo punto cosa giochiamo? Re H G4 forse? G4 re G3? Perché non donna E4 sempre per minacciare... Ma anche. Perché volevo tenere la sua donna legata, no? Al punto. Mm, E donna E4 potrebbe a me essere. piace donna 4, Allora non che so... vuoi andare in H8. Se mi lascia, sì, no? Però anche G4, Deve no? stare attento con il tempo, no? Sì, giochiamo G4, dai. G4, re G3, F3. Tranquillo, no? Oh my god. Mi sono dimenticato F4. Mi sono dimenticato dell'inchiodatura. G4 forse non era granché. Però questa mi sembra sospetta per lui. F6. No, puoi mangiare semplicemente Vado. in G5 e è finita, no? Quel finale. Sì, F6, sì, 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 Fai qua dovremmo vincere, sì. G6 Sì, e... sì, no, qua dovremmo vincere, sì. Sì, no, non abbiamo tempo, non abbiamo tempo. Dobbiamo muovere veloci ora. Il tempo è nostro nemico. F per G5 gioca. Re H3. Ci dobbiamo togliere, no? Gli scacchi. Però qua dovremmo avere molte chance di vincere. Vediamo se ci riusciamo. Sì, forse sarebbe stato meglio mantenere più tempo. Ok, giochiamo così. Donna F3. Donna F6. Lo vincoliamo. E qua. Uff. L'idea. Volevo giocarne un'altra che probabilmente vinceva, però vediamo. C'è anche donna per E6 vince, però non ho tempo per vincerla probabilmente. tutto premuffi, eh? Beh, qua anche così ormai si vince. Lo metto in Zuz, va. No. Ok. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com
Sì, la scaletta. Ok. Bella partita, no? Sì, penso che siamo sempre stati un po' meglio. Deve essere stata... No, penso che sia stata bella. Ma guarda qua, in questa posizione, no? Sì, è vero che questa cosa semplifica, no? Però penso che anche donna per E5, no? Ah no, donna per E5 se non ci dà il perpetuo. E donna per F7 invece non vince. Donna per F7 perde. No, però qua... Ah, ma no, scusami, qua, guarda. Qua anche Re G3 vince. Re G3. Perché su donna per F6 è che non minaccia nulla, sempre la donna legata. Qua vinco perché gioco G5, no? E non può mai prendere in G5, i pedoni si difendono tra di loro. Sì, questo era il mio piano iniziale, no? Di questo finale. Sì, probabilmente già qualunque mossa vince. Vediamo, no, questa posizione è interessante. Questo secondo me è sempre un vantaggio minimo, molto piccolo. Però, ecco, sì, qua dava sempre fastidio, no? Questa cosa. Però, ecco, su cavallo F6 fa fatica, no? Spingere. Quindi qua lo per E5, non so, è minimo il vantaggio, ma è sempre risk free, no? E qua probabilmente, ok, su C5, dicevo per far vedere l'idea, donna di 6. Di sì, fortissima, no? Perché qua, a questo punto, se gioca Re F8, guadagniamo l'alfiere. Se gioca alfiere per G2, di 7 intermedi e vinciamo. Se gioca donna per D6 e alfiere A6, di 7 vince. Se gioca alfiere C8, alfiere C6, il problema di Re F8 è che guadagniamo tempo sull'alfiere, game over. Quindi qua, su Re F8, B4. E adesso se non fa... se facciamo noi C5 è finita, perché poi se offre dei cambi mettiamo la donna in questo è un massacro. Scusa, e invece di B4 si può fare C5 là? Ah sì, interessante, penso che anche C5 sia molto buono. Perché adesso alla fine in B7 è Di fatto la no? partita che dicevo forse di Karpov contro Luthier forse era qualcosa di questo tipo. Però ok, B4 forse da meno, ma è sempre un pochino più comoda sempre, è una cosa minima. E qua H5 la mossa anche te. E qua forse deve giocare H6, però in un futuro, non so se non ci sono dei perpetui, cioè probabilmente ha sempre dei perpetui, no? Ma deve stare un pochino più attento lui, no? Perché noi a parte ricevere un perpetuo non rischiamo nulla. G6 non mi è piaciuta. Sì. E qua sì, forse la tua mossa era meglio. Qua c'era già un chiaro vantaggio. Non ho giocato G4, mi ero dimenticato di F6. E qua probabilmente doveva prendere. Se prende, probabilmente il nostro re esposto dovrebbe avere dei perpetui. G5 è una mossa criminale. E qua, scusami, e per F6 è interessante. Tu dicevi F per G5. E per F6 il problema è che dovrebbe fare patta, perché prende. E il punto è che lui non riesce a prendere i miei pedoni, ma io non riesco a prendere i suoi, no? E dovrebbe raggiungersi una patta posizionale. No, scusami. G5, no? E qua non riesco a fare patta, progressi. no? Sì. Sì, perché il pedone è troppo veloce. Perché qua gioca subito F3, questo è patta, sì. Sì, quindi qua, allora, se gioco questo finale, perde. Il finale, no, della partita. Beh, no, anche H7. O G5 da un finale vinto. E quindi sì, qua lui ho giocato... Beh, F per G5 anche perde, no? Perché poi andiamo a prendergli H7. Qua. Così. Sì, qua è vinto perché non ha più nulla questo finale. Forse qua, forse anche donna E4 vince, no? E su Re G8, G6, no? Sì, qua non c'era tempo. E qua sì. No, qua no. No, donna per E5, giusto questa mossa, forse riesce a dare il perpetuo, no? Forse qua inizia a dare scacco. A volte magari il re riesce a portarsi, no? Riesce a fare tutto il giro e vincere, però Ma un po' non è facile perché c'è la donna non è facile 5, perché no? Sempre... potrebbe dare degli probabilmente lì è perpetuo. No, l'altra mossa è Re G3. Re G3 probabilmente vince perché non può fare nulla, perché se si muove magari ora miglioro un pochino la posizione del re, no? E non so, la prossima magari voglio giocare G6, no? Sì, deve essere stravinto. Deve essere pure, completamente vinta, sì. Sì. E dopo, sì, però questa è la vittoria più facile, sì. Sì, perché G6 è molto preciso. Se gioco Re G3 non è chiaro, perché qua riesce a fare patta. Cioè, da un pedone, ma il pedone passato sostenuto. E questo sì, è game over. Sì. Sì. Bella partita, no? no? Bella partita, sì. Va bene. Ci vediamo allora presto con un'altra partita. Alla prossima. Alla prossima.